buongiorno da Sicilia 24, i titoli dei principali servizi di oggi. Quindicenne pestato da un branco di ventenni per un cellulare, si ripropone a Palermo il problema della movida violenta. La sorella della vittima dice: aiutateci a trovare gli aggressori. Lavori mai eseguiti o realizzati in economia in un istituto scolastico a Palermo. Arrestati 3 imprenditori accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nella giornata mondiale dell'ambiente l'attenzione è concentrata sulla plastica che invade il pianeta. Riciclo, riuso e riduzione, le buone regole per l'utilizzo. Intanto si diffondono le patologie legate al cambiamento climatico. Definiti gli apparentamenti, con qualche malumore per il ballottaggio delle amministrative a Siracusa. Il prossimo fine settimana la città sceglierà tra Messina e Italia. A Taormina comincia la rivoluzione del neo sindaco Cateno De Luca per rimpinguare le casse comunali. Dito puntato sui grandi eventi e su Tao Arte. La grande opera in veste jazz al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, grazie alla maestria di Danilo Rea, il grande pianista duettato virtualmente con le stelle della lirica del Novecento. Calcio, il presidente del Catania Rospelligra torna in città per porre le basi per il prossimo campionato di Serie C. Tra i nodi da sciogliere anche la scelta del nuovo allenatore. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale, andiamo a Palermo, si riparla di movida violenta nella città, altro feroce pestaggio, questa volta ai danni di un ragazzo di 15 anni. La sorella del ragazzo lancia un appello social, ma lo fa anche ai nostri microfoni e dice: aiutateci a trovare chi ha aggredito mio fratello. Sentiamo Marco Gullà. Picchiato selvaggiamente. Nella Palermo di notte, quella che a volte diventa violenta e feroce, c'è un'altra vittima di pestaggio. Sabato notte un ragazzo palermitano stava uscendo dalla discesa dei Giovenchi con un coetaneo. All'incrocio con via Macheda è stato fermato da 4 ragazzi, 3 maschi e una femmina di età compresa tra i 20 e i 25 anni che volevano impossessarsi del cellulare del giovane. Dopo il no del giovanissimo è scattato il pestaggio, contusioni, volto tumefatto, denti spaccati. Il ragazzo, ancora in stato di shock, non è stato in grado di ricostruire perfettamente la dinamica dell'aggressione. La sorella del quindicenne ha lanciato un appello social al fine di trovare i balordi che hanno compiuto questa violenta aggressione. Sono qui per chiedere con il cuore in mano un aiuto da parte di tutti. Chi sa qualcosa deve parlare. In piena notte, dopo aver subito l'aggressione, mio fratello, col volto sanguinante, ha cercato aiuto andando verso il Teatro Massimo, trovandosi 2 carabinieri che lo hanno soccorso immediatamente. So che si tratta di una zona super frequentata, soprattutto a quell'ora. Quindi, per favore, un video, una testimonianza, anche in forma anonima, potrà permetterci di risalire a queste bestie. Aiutateci. E oggi in via Macheda alcuni commercianti ci confermano che questa strada, piena di turisti fino al tramonto, diventa poi nella notte pericolosa. Soprattutto ci sono le traverse che sono proprio indicibile, ma quello che fa più paura è vedere questo abbandono senza una presenza reale. Non so se la notte appunto è transitata anche da polizia comunque, perché di giorno ne passano tantissimi e infatti dico la situazione è molto sotto controllo. Nel caso invece della notte penso che se realmente è così, che ci sono diverse aggressioni, si dovrebbe aumentare comunque la vigilanza. A breve la famiglia del ragazzo picchiato sporgerà denuncia verso ignoti, ma un fascicolo è già stato aperto d'ufficio dai carabinieri. E c'è un nuovo scandalo sui contributi europei versati per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica che colpisce l'Istituto Volta di Palermo. Ai domiciliari vanno 3 imprenditori che avrebbero realizzato lavori al risparmio. Natale Bruno. Lavori mai effettuati, altri realizzati al risparmio a danno della sicurezza degli studenti e del personale. Ancora una scuola al centro di truffe e maneggi a Palermo. Dopo il caso clamoroso dell'arresto della preside della Falcone dello Zen, adesso scattano 3 provvedimenti cautelari
per gli arresti domiciliari a carico di altrettanti imprenditori eseguiti dai carabinieri sulla base delle indagini coordinate dai procuratori europei delegati dall'European Public Prosecution Office di Palermo per truffa aggravata e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Al centro l'Istituto Superiore Cittadino Alessandro Volta. L'indagine, condotta da novembre del 2021 a giugno del 2022 dalla sezione EPPO del Nucleo Investigativo di Palermo e denominata Volta, si è avvalsa di appostamenti e sopralluoghi nelle diverse fasi dei lavori di ristrutturazione. In particolare, i destinatari del provvedimento, attuando un meccanismo consolidato nel tempo, avrebbero effettuato lavori di manutenzione e ristrutturazione attraverso il metodo dei subappalti a cascata e delle fatturazioni fittizie, percependo attraverso il risparmio o addirittura il mancato utilizzo di materiale o la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate profitti ai danni dei progetti di ristrutturazione dell'edilizia scolastica finanziati dall'Unione Europea della sicurezza tecnico-strutturale delle opere. Lavorazioni a risparmio eseguite in taluni casi artigianalmente da maestranze non specializzate e prive delle relative certificazioni a scapito della sicurezza degli studenti e del personale scolastico, come nel caso delle porte antincendio installate su telai non conformi e con meccanismi di sblocco non efficienti. Documentata la mancata realizzazione del massetto dei servizi igienici, fatturato regolarmente per intero, ma di fatto realizzato solo sulla carta, così come sulla carta risultava il montaggio di materiale regolarmente spesato e mai consegnato. Si è proceduto anche al sequestro per equivalente per un valore di 140.000 euro, quale quantificazione preliminare dell'illecito profitto. In cambio di 4.000 euro avrebbe redatto un certificato medico in cui si sosteneva falsamente la dipendenza dalla cocaina di un detenuto in un'inchiesta per omicidio, con l'obiettivo di attenuare per lui il regime restrittivo. È l'accusa contestata dalla Procura di Siracusa ad un dirigente medico dell'ASP Aretusea indagata per corruzione e peculato. La dottoressa e i militari della Guardia di Finanza hanno notificato la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio e il divieto temporaneo di esercitare la professione medica per la durata complessiva di 8 mesi. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e l'attenzione quest'anno è rivolta all'inquinamento da plastica che invade il nostro pianeta e che sicuramente lede la nostra salute. Scelte 3 buone pratiche, consigliate 3 buone pratiche, riciclo, riuso e riduzione per proteggere il pianeta. Sentiamo Giusy Lazzara. Elimina l'inquinamento della plastica, chiaro e diretto, quasi un imperativo, quello della Giornata Mondiale dell'Ambiente voluta dalle Nazioni Unite nel 1973. Sono passati 50 anni e l'importanza di preservare il nostro pianeta diventa sempre più urgente. L'aria, l'acqua e la terra sono invase da sostanze inquinanti, prima fra tutte la plastica. Si stima che ogni anno si producono 430 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali progettate per essere utilizzate una sola volta. Di questi meno del 10% viene riciclato, ricorda l'ONU, aggiungendo che ogni anno circa 19-23 milioni di tonnellate finiscono nei laghi, nei fiumi e nei mari, quasi quanto il peso di 2200 torri Eiffel tutte insieme. Altro capitolo preoccupante riguarda le microplastiche fino a 5 mm di diametro presenti nel cibo, nell'acqua e nell'aria, e ogni persona sembra che consumi più di 50.000 particelle di plastica all'anno, molte di più se si considera l'inalazione. Sono 3 le parole scelte per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Riuso consentirebbe di avere un taglio del 30% dell'inquinamento nei prossimi 17 anni. Riciclo per un ulteriore 20% in meno fino al 50%, eliminando i sussidi ai combustibili fossili. Riduzione. Orientando la produzione si arriverebbe al 17% in meno usando materiali alternativi. La plastica deve essere gestita in maniera più efficace e coordinata, coinvolgendo tutti gli attori delle istituzioni, alle aziende, fino alle persone e alle città in cui vivono. Lo chiedono da sempre i volontari di Plastic Free. Se ci sentiamo soli in queste attività, è necessario che le istituzioni facciano la loro parte, non solo a ripulire, a raccogliere rifiuti come di ordinaria amministrazione, ma creare e fare delle attività di monitoraggio
che sia costante e efficace, con successive multe. Un impegno globale che deve coinvolgere tutti nella salvaguardia del nostro pianeta. Ma esiste un altro rischio strettamente collegato all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Parliamo dell'aumento dell'aggressività delle malattie che sono trasmesse da animali o insetti. Al momento, pensate, sono 20 i virus sorvegliati speciali in tutto il mondo. Eva Spampinato. L'allarme è lanciato dalla Siti, società italiana di igiene, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. In Italia è previsto un aumento del rischio e dell'aggressività delle malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come le zanzare, come la malaria, il dengue e la febbre del West Nile, oltre che patologie trasmesse da pappataci e zecche. Sì, esiste certamente il rischio ed è collegato a tutta una serie di fattori in cui l'uomo ha un ruolo fondamentale, cioè la siccità intanto e quindi i cambiamenti climatici con appunto la riduzione della disponibilità di acqua potabile, la vicinanza di animali che prima stavano nelle foreste e a causa della deforestazione si sono sempre più avvicinati all'uomo, soprattutto pipistrelli e pangolino, che hanno ovviamente dei virus che potenzialmente a causa del salto di specie possono sicuramente passare all'uomo. Il professore Jacobello conferma l'importanza di adottare un approccio multidisciplinare. Viene detta con un termine inglese One Health, cioè un'unica salute sia degli animali come anche dell'uomo, ma anche delle piante e dell'ambiente. I cambiamenti degli ecosistemi, dettati dalle attività umane, sono in grado di influenzare molteplici vie di trasmissione delle malattie infettive, aumentando così il rischio di nuove epidemie. Il 75% delle infezioni cosiddette emergenti sono considerate delle zoonosi, cioè si trasmettono direttamente dagli animali, ma anche e soprattutto attraverso i vettori, quindi zanzare, plebotomi, zecche, pappataci, si trasmettono all'uomo. Non è un problema che riguarda il singolo individuo, è un problema che riguarda la sanità pubblica. Bisognerà quindi intervenire intanto modificando alcuni comportamenti che sono ovviamente sbagliati. Primo fra tutti ovviamente cercare di bonificare le aree dal quadro di siccità, portare delle acque potabili, migliorare quindi la condizione ambientale. Al momento sono 20 i virus sorvegliati speciali in tutto il mondo. C'è il dengue, chikungunya, zika, West Nile, che vengono trasmesse dalle zanzare. In quest'ottica risulta essenziale investire nelle infrastrutture, nella pulizia dei corsi d'acqua e nella ristrutturazione della rete idrica. Cambiamo decisamente argomento. Siracusa è l'unico capoluogo siciliano che andrà al ballottaggio per le amministrative il prossimo fine settimana. La città è ancora chiamata al voto per scegliere il sindaco. Intanto la campagna elettorale è sempre più accesa tra apparentamenti e malcontenti. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e a Siracusa sarà ballottaggio. Intanto in città gli animi si riscaldano sempre più. Appoggeranno il candidato del centrodestra Messina, anche l'ex sindaco Garozzo e Mangiafico. Nella coalizione però c'è un po' di mal di pancia. La Democrazia Cristiana pare voglia staccarsi per sostenere Italia. Non ritengo ci siano problemi e se c'è qualche sbavatura sarà sistemata in corso d'opera. Il sindaco uscente potrà contare su Bandiera, che al primo turno aveva corso con 3 liste civiche. Una di queste, l'UDC, però si è sganciata a favore di Messina. È chiaro che quando si integrano dei programmi, questi programmi poi vanno realizzati e Bandiera è la persona più adatta e anche più coerente politicamente rispetto alla mia proposta politica. Non tutti gli apparentamenti piacciono agli elettori e sui social sono tanti i post di critica. Intanto uno dei temi principali su cui si gioca la partita è la mobilità, le piste ciclabili soprattutto. Tutte le persone che sia nella precedente giunta che nel precedente consiglio comunale hanno votato le piste ciclabili sono insieme a Ferdinando Messina, che era presidente della commissione viabilità e trasporti. Il consiglio comunale ha deliberato i chilometri e
il fatto che bisognava realizzare le piste ciclabili, le modalità, intendo il biciplan e la delibera di giunta che approvava il progetto esecutivo, è in corpo all'amministrazione Italia. E pare che il PD, che sosteneva Renata Giunta, arrivata terza, starà a guardare. L'unica certezza è che da lunedì ci sarà un sindaco, nuovo o vecchio, lo sceglieranno i siracusani. Adesso andiamo a Taormina, o perlomeno insomma idealmente, perché in realtà ci fermiamo qui nel nostro studio televisivo, perché comincia la rivoluzione del nuovo sindaco Cateno De Luca, che ieri è stato per l'appunto ospite della nostra trasmissione Il Punto. Nel mirino gli introiti dei grandi eventi e la gestione di Taormina Art. Sentiamo. Cateno scatenato, il nuovo sindaco di Taormina adesso vuole conto e ragione e dai microfoni del Punto su Telecolor tuona contro quelli che lui chiama i buffi di questi ultimi anni. La prima meta turistica siciliana, centro di arte e cultura, necessita di una riorganizzazione complessiva che parta dal comune. E allora Scateno non perde tempo. Alle porte dell'estate il primo obiettivo è fare cassa anche con i grandi eventi del Teatro Antico che da Taormina transitano senza lasciare nulla nelle casse pubbliche, a detta del nuovo sindaco. L'altro giorno sono stati un giro a conti fatti di 300.000 euro. Scusate, ma 300.000 euro ne pagano forse 10.000 per il teatro, perché ora hanno aumentato un pochino il canone. Dopodiché il comune di Taormina ci siamo trovati, io anche a fare il vigile urbano, perché ne abbiamo 2 e gli altri ce li ha concessi la polizia metropolitana. Dopodiché non avete idea, ovviamente, quello che rimane, perché 4.000 biglietti, sostanzialmente era il massimo ieri, l'altro ieri quando ci sono stati votati. Scusatemi, e io che sto a fare? Taormina, giugno, luglio, agosto non ha bisogno di food e malavinneta, parliamoci chiaramente. L'obiettivo sono gli organizzatori degli eventi e dei concerti che dal canto loro si dicono disponibili al dialogo, ma rifiutano l'idea di fare solo cassa, spiegando che la ricaduta sul territorio tra hotel, cene, parcheggio e tasse di soggiorno equivarrebbe a 7 volte circa l'incasso di ogni singolo evento. Ma De Luca non ci sta. Per andare al Teatro Greco si passa dalla strada di cui è proprietario il comune di Taormina, tanto per chiarirci, per cui domani notifico già questa decisione, che si apra subito un tavolo immediatamente, perché io non intendo più spendere un solo euro, faccio un'ordinanza e non faccio passare più nessuno e così facciamo ridere l'Italia. E poi bisogna mettere mani al caos tra le vie della cittadina, soprattutto nei mesi estivi. Credo che tutti sanno che se passeggi nel corso principale di Taormina fino alle 10, 10 e mezzo c'è una situazione incredibile, 20-30 mezzi di carico e scarico, non solo, anche col servizio di raccolta dei rifiuti che blocca totalmente Taormina, e ovviamente questo non è consentito. De Luca annuncia che non si insedierà nel CDA della Fondazione Taormina Arte, di fatto a maggioranza regionale, e non risparmia neppure il presidente Schifani, che domani dovrebbe fare visita all'ospedale di Taormina. Prepareremo la delibera per uscire da Tao Arte, in quanto il comune non ha conferito neanche i suoi beni, quindi ci troviamo con una situazione paradossale, dei beni che sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che non sono stati però conferiti, ma nessuno se n'è accorto. A questo aggiungo che il bilancio di Tao Arte del 2023 non esiste, per cui si sta agendo in questo momento a colpi di penna, tanto siamo abituati a pagare i buffi di queste situazioni. Comincia la calda e lunga estate di Taormina, con Scateno protagonista. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, brevemente alla cronaca, un autista soccorritore del 118 è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a Ramacca mentre trasportava in auto 37 dosi di cocaina e un coltello con una lama da 15 centimetri. L'uomo si è giustificato sostenendo di andare in fretta perché doveva recarsi al lavoro, essendo l'unico autista dell'ambulanza, ma la dichiarazione non è valsa ad evitare il controllo. Il 47enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, interruzione di pubblico servizio, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Catania il traffico in tilt da questa mattina sulla circonvallazione della città in seguito a nuovi lavori di riqualificazione del manto stradale, del rifacimento dei marciapiedi e della bonifica degli alberi lungo il tratto dal viale Odorico da Pordenone fino
fino all'incrocio con Viale Fleming sulle 2 carreggiate. I lavori proseguiranno su questa parte dell'arteria catanese per circa 10 giorni, sabato compreso, con la prospettiva di un alleggerimento del traffico in vista dell'imminente chiusura delle scuole. Anche queste opere di sistemazione fanno parte del progetto che riguarda la complessiva riqualificazione della circonvallazione di Catania da Ognina fino a Montepo e ritorno, per un totale di ben 10 chilometri. Allo spettacolo, alla musica, all'incanto di Danilo Rea, che ha portato al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania la grande opera in jazz. Il celebre pianista ha duettato virtualmente con le stelle della lirica del Novecento. Sentiamo Eva Spampinato. Il duetto è virtuale, ma l'incanto è reale. Ecco cosa accade quando un mito del jazz come Danilo Rea incontra le stelle della lirica del Novecento, seppur a distanza di uno schermo. E questa è l'idea di partenza dello spettacolo La grande opera in jazz, Danilo Rea e le stelle del canto, una carrellata in cui il celebre pluripremiato virtuoso del pianoforte si lascia ispirare dall'estro dell'improvvisazione e accompagna le voci di Maria Callas, Caruso, Mario del Monaco, Beniamino Gigli, Amelita Galli-Curci, Alma Gluck, Giacomo Lauri Volpe. Palcoscenico degli speciali duetti, il Teatro Massimo Bellini di Catania. Grazie alla tecnologia, le più prestigiose voci liriche del secolo scorso, estratte da registrazioni storiche, sono tornate a vivere e vibrare in una chiave inedita, in cui il ritmo è dettato da uno dei maggiori esponenti del jazz italiano e internazionale. Melodia e improvvisazione sono le passioni del pianista vicentino, amatissimo dal pubblico. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono, attraverso il jazz, in uno spettacolo in cui Rea rende il suo personale omaggio in chiave jazz ai mitici cantanti lirici del Novecento italiano. Ci fermiamo per un'altra pausa e poi notizie, le ultime notizie che arrivano dal Catania Calcio. Ci occupiamo del Catania in chiusura del telegiornale. A breve è atteso a Catania appunto il rientro del presidente Ross Pelligra e nei prossimi 15 giorni saranno gettate le basi per il campionato di Serie C. Ma sentiamo che cosa è previsto al momento nel servizio di Angelo Gagliano. 2 settimane fitte di impegni ma soprattutto di decisioni. Il ritorno di Ross Pelligra a Catania segna di fatto l'avvio della nuova stagione, quella del ritorno tra i professionisti dei colori rosso-azzurri. Agenda, come detto, fitta di impegni per il presidente del Catania, che ha già cerchiato in rosso alcune date. Sono quelle legate all'iscrizione del club alla prossima stagione. Primo e determinante passo sarà comunque la trasformazione in società di capitali dell'attuale SSD. Contestualmente verrà anche fissato il budget per pianificare la prossima stagione. Il gruppo Pelligra avrebbe deciso di mettere a disposizione della dirigenza etnea circa 10 milioni di euro. Entro il 15 giugno il Catania dovrà comunicare alla Lega la disponibilità dello stadio per le partite interne e in questo senso i lavori di restyling del Massimino non incideranno. Il giorno dopo invece la dirigenza rossoazzurra dovrà confermare la partecipazione delle rappresentative giovanili ai campionati di riferimento. Entro il 20 giugno poi va presentata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, accompagnata da fideiussioni bancaria o assicurativa. Sul fronte tecnico invece il nodo da sciogliere è la scelta del nuovo allenatore. Concluso come sembra il rapporto con Giovanni Ferraro, sono almeno 3 i profili su cui la dirigenza etnea sta riflettendo. Oltre all'ex allenatore di Venezia e Sud Tirol Ivan Javorčić e a Luca Tabbiani, ultima stagione alla Fiorenzuola, resta attuale il nome di Michele Pazienza, mentre sono in discesa le quotazioni di Francesco Baldini. La decisione dovrebbe arrivare già entro questa settimana. Nel frattempo il DS Antonello Laneri sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi.
E dopo il nostro telegiornale andrà in onda il nostro focus dedicato al calcio. Tra i temi, quello che avete appena sentito, cioè la scelta del nuovo allenatore per il Catania e le scadenze per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ma anche il futuro del Messina con le trattative sulla cessione del club per la Serie B, le ambizioni del Palermo per la nuova stagione. Il tutto in diretta su Telecolor e sulla siciliaweb.it, condotto da Angelo Gagliano. Prima della chiusura una notizia: lutto nel mondo del calcio catanese e siciliano per la scomparsa improvvisa di Santo Palma, ex direttore sportivo del Ragusa Calcio con lunghi trascorsi in numerosi club isolani. Aveva da poco compiuto 50 anni, a portarlo via è stato un malore improvviso. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Voi tutti grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione ritornerà su Telecolor alle ore 19.